Benvenuti a questa ulteriore puntata di Chiaramente Scienza, che ha per titolo Scienza, Immagini, Immaginazione. Le immagini che avete visto sono un breve filmato che credo molti di voi non hanno mai visto e forse non vedranno mai più, perché si tratta del ciclo vitale di un tipo di amebe, mixamebe, di Dictyostelium, che si aggregano, come avete visto, in base a un segnale chimico e poi si sviluppano in strutture molto complesse alla fine, perché viene fuori una specie di piantina, no? come somiglia a una pianta, pur mantenendo all'interno la loro individualità. Quindi è una cosa molto particolare. Però avete visto in fondo uno schema riassuntivo del ciclo vitale, quello che si vede nei libri. Ecco. Le due immagini sono dal punto di vista semantico equivalenti, ma la forza dell'immagine che avete visto nel filmato, la forza dinamica dell'immagine è certamente molto diversa da quella che potreste neppure immaginare avendo visto soltanto l'immagine che c'è, lo schema che c'è nel libro, tanto per intenderci. Quindi immagini sono una importantissima parte della scienza, anzi direi che non mi sono chiesto, ma non sono riuscito a darmi una risposta, se possa esistere una scienza senza immagini, perché la scienza è soprattutto qualcosa che si esercita attraverso l'uso della vista. L'osservazione è la prima parte di un procedimento scientifico, è l'osservazione. L'osservazione e poi ragionare intorno all'osservazione, insomma. Quindi le immagini sono non soltanto nella nostra memoria, ma anche immagini tramandate attraverso il disegno, per esempio, attraverso quindi la trascrizione su un mezzo stabile di immagini. Prima i disegni, poi le fotografie, poi la cinematografia time lapse, poi tante altre cose che non dico, ma che sono ancora più interessanti. E io adesso volevo farvi vedere alcune immagini che si riferiscono a una serie storica, diciamo. La prima di tutte è quelle che sono notissime, immagini anatomiche di Leonardo. Questa immagine in particolare ha per conto mio un grande valore proprio riguardo a quello che abbiamo detto. È un'immagine di una dissezione anatomica di una donna, di una giovane donna. Ed è strano perché normalmente i cadaveri che venivano usati per la dissezione erano cadaveri o di persone che erano morte di stenti oppure di condannati a morte. Credo che sia l'unico caso di immagine di donna che sia stata descritta da Leonardo. E la spiegazione sta in qualcosa che Leonardo non sapeva a che cosa fosse dovuta la morte di questa donna, morta improvvisamente sicuramente, e che oggi sappiamo perché voi vedete che il cuore di questa donna ha il ventricolo destro con la parete molto sottile. Questa è una malattia genetica che oggi conosciamo, che si chiama displasia eritmosa del ventricolo destro, per cui uno muore improvvisamente. Sono molte volte quei giocatori che correndo sul campo di calcio muoiono improvvisamente. No? Ecco, questa donna è morta improvvisamente. Leonardo aveva visto e segnato esattamente quello che vedeva. Quindi è un esempio di una trascrizione fedele dell'osservazione che poi può essere addirittura interpretata centinaia di anni dopo. Questo invece, per dimostrare cosa fosse Leonardo rispetto ai contemporanei, questo si chiama Fasciculum de Medicine di Chetham del 1492. Avete visto che Leonardo ai primi del 500 nei disegni che faceva e vedete ben la differenza di precisione, di interpretazione, eccetera. Ma non è questo che volevo farvi vedere. Dello stesso periodo, 1557, molte cose vengono descritte come prodigi. In realtà non sono. Viene descritto per esempio che in India ci sono delle persone con 6 braccia, niente altro che l'immagine di Vishnu, e quindi in pratica qualcuno aveva raccontato che c'erano queste statue con 6 braccia e questo ha dedotto che ci fossero anche gli uomini con 6 braccia.
che ne so, dice, in alto dice uno che gli manca il labbro superiore, avrà avuto il labbro leporino probabilmente, ecco. Poi persone con 6 dita, l'esidatilia è una caratteristica che si riscontra, ma tutte cose come prodigi e certamente senza nessun senso di indagine scientifica, che invece è motivata, come nel caso di Galileo, dall'osservazione acuta. Un'altra cosa molto bella è questa, secondo me, l'immagine di ciò che Galileo ha visto al telescopio, trascritte da lui. Vedete lì dietro c'è la scrittura di Galileo e questo è il suo taccuino con i disegni originali. E se voi osservate, queste immagini sono di una precisione che è difficile anche immaginare, perché corrispondono alla potenza di una lente di quei cannocchiali che oggi regalano i bambini, insomma, più o meno per fare osservazioni astronomiche. Quando c'è stato poi l'avvento del microscopio, si apre tutto un altro mondo, si apre il mondo del cosiddetto invisibile. Questa in realtà è una pulce, la testa è una pulce che è visibile, ma non con questi dettagli. E in questo libro di Robert Hooke, che si chiama Micrografia, cioè era una serie di immagini ottenute dal disegno di ciò che si vedeva al microscopio. Questa è secondo me è la prima immagine di tipo dinamico, perché Malpighi nel 1669 descrive la formazione del pulcino all'interno dell'uovo e fa una serie di osservazioni che si leggono in maniera dinamica, cioè nei tempi diversi dello sviluppo. Queste sono immagini di sezioni istologiche al microscopio che si sono affermate dalla fine dell'Ottocento fino a anche adesso si fanno immagini al microscopio, ma volevo farvi notare come in questo caso, vedete quella cosa che è rosa e blu, no? Che sembra un tramonto, quello in realtà è muscolo liscio, che ne so, quella sotto è epidermide e di lato sono fibre lente, fibre veloci di un muscolo. Hanno un valore che non è soltanto quello per chi le sa, è questo e quello, qui hanno un valore anche di immagine artistica, diciamo, perché uno le può interpretare in un modo diverso, se le contestualizza in una dimensione diversa, le vede con occhi diversi. Questo è quegli esempi delle camere a bolle che si facevano in fisica molti anni fa, e questo è un'altra cosa. Questa è la prima guida della metropolitana di Londra del 1936, che ho messo lì soltanto per far vedere che a un certo punto le immagini spariscono e compaiono in un altro modo. Quindi la geografia della città non c'è più nessun riferimento di strade, no, c'è soltanto una traccia sotto del Tamigi, fatta in maniera anche molto approssimativa, sparisce la geografia, c'è invece soltanto l'uso della metropolitana, le stazioni, eccetera. Quindi si contestualizza in modo completamente diverso. Questo invece è una cosa molto più recente, ma anche questa è una trasformazione di immagini originali, perché questa è praticamente l'uso di quelle che si chiamano microchips di DNA per la diagnostica dei tumori, cioè in base all'analisi del DNA seriale di tutta una serie di pazienti e con diversi saggi che riguardano i diversi DNA di diversi tessuti, si può individuare il tessuto di origine del tumore. Beh, anche qui, se uno non sapesse che si chiama, che questo è fatto per vedere l'origine dei tumori, questa potrebbe essere una colorazione di un qualcosa che si usa per una sciarpa, per qualcos'altro, insomma. Quindi hanno altri tipi di visualizzazione. E questo, con cui chiudo, e mi scuso anzi per il relatore per la lunghezza della mia presentazione, questo invece è il risultato di un modello matematico che è stato fatto girare sul computer e il risultato è stato colorato, cioè colorato dal procedimento di computer. E si tratta di flussi di una corrente. Quindi questo non è una fotografia di qualcosa che c'è, è la fotografia, l'immagine di qualcosa che è stato prodotto sulla base di un modello ricavato da studi riferiti a immagini naturali, a processi naturali, ma
che non è mai esistito. E con questo chiudo e presento i due relatori. No, non voglio dire. Presento i due relatori, volevo dire loro dopo. Presento i due relatori che hanno avuto la cortesia di accettare l'invito e che sono la dottoressa Monica Zoppè, ricercatrice dell'Istituto CNR di Fisiologia Clinica di Pisa, e il professor Barlati, che è professore emerito di biologia all'Università di Brescia. Io sono molto grato a loro non soltanto per aver accettato, ma perché, come vedrete, vi presenteranno delle cose un po' eccezionali. Ecco, quindi lascio a loro la parola, per prima la dottoressa Zoppè. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, grazie anche al professor Danieli per l'invito, per darmi la possibilità di far vedere le cose che facciamo noi anche in questa sede molto prestigiosa. Io partirei un po' da quello che è stato il titolo che abbiamo dato a questo incontro, che appunto giustamente è stato detto scienza, immagine e immaginazione. E faccio riferimento proprio all'immaginazione perché in effetti nella scienza, non sono certo io la prima a dirlo, sicuramente tutti conoscete uno scienziato molto famoso che ha sottolineato l'importanza dell'immaginazione e quindi non c'è bisogno certo che venga io ad aumentare l'importanza di questo elemento. Però il motivo che ha spinto me e i miei colleghi a imbarcarci nel lavoro di rappresentazione che andrò ad illustrare in realtà è dovuto a un limite dell'immaginazione. Io ho lavorato per molti anni in ambiente biologico, diciamo di laboratorio, facendo esperimenti, mescolando provette, proteine, cellule, DNA, cose così, e a un certo punto mi sono trovata che l'informazione relativa in particolare alle proteine era talmente complessa e abbondante da rendere difficile riuscire ad immaginarla. Quindi si rendeva necessario in qualche modo rappresentarlo, utilizzare un supporto visivo per riuscire a comprendere meglio quella che era la funzione, il ruolo, il modo di lavorare delle proteine. Ovviamente le proteine tutti sanno cosa sono, specialmente immagino i ragazzi di scuola. In realtà noi in biologia, quando parliamo di proteine, intendiamo qualcosa di diverso. Ovviamente il muscolo è un tessuto molto ricco in proteine, però quando si studiano le proteine in genere ci piace vedere delle cose più varie. Le proteine del muscolo sono relativamente semplici, mentre è risaputo, dovrebbe essere noto a tutti, che la stragrande maggioranza del lavoro che viene compiuto in tutti gli ambienti vitali, nelle cellule, è compiuto dalle proteine. Ci sono sicuramente molti altri elementi, in particolare molto famoso il DNA, gli acidi nucleici, più che altro però questi hanno un ruolo di mantenimento dell'informazione. Il vero lavoro attivo di produzione dell'energia, di movimento, di manutenzione, di respirazione, di riscaldamento, eccetera, è compiuto quasi sempre dalle proteine. Ora non abbiamo molto tempo, quindi non possiamo entrare molto nei dettagli. Comunque le proteine sono moltissime, il genoma umano codifica almeno 30.000 proteine diverse, le quali grazie a modificazioni che vengono introdotte dopo la loro sintesi possono diventare 10 volte tanto. Sono ovviamente molto diverse per forma, dimensioni, tempo in cui si attivano ed esistono, nascono e muoiono, e per la localizzazione anche in cui si trovano, in tessuti diversi o in luoghi diversi all'interno della stessa cellula.
La cosa sembra molto molto complicata, in realtà lo è forse un po' meno di quanto sembra, perché di fatto le proteine sono composte da unità che sono relativamente semplici e per di più sono anche poche, sono solo 20. Gli aminoacidi sono i componenti con cui sono costruite le proteine e sono appunto solo 20. Per renderci conto di quanto questa varietà limitata di aminoacidi possa essere espressa in modo estremamente vario, pensiamo per esempio alle lettere dall'alfabeto. Noi con un alfabeto che è composto di 20 o poco più lettere riusciamo a comporre un'infinità di parole, altrettanto le proteine, la genetica, diciamo, l'evoluzione con la genetica è riuscita a costruire un'infinità di proteine diverse, tutte composte di questi 20 aminoacidi. Ora, il tempo è limitato, quindi per vostra fortuna non mi dilungherò sui dettagli chimici e fisici delle proteine, però voglio solo dire che normalmente le proteine vengono considerate come una sequenza lineare di aminoacidi, cioè come una di queste lettere tutte in fila una all'altra. La sequenza è lineare, però poi nell'ambiente, nella vita reale, questa sequenza lineare si ripiega, si avvolge, si avvita su se stessa fino a formare delle forme che sono forme diverse. Possono essere forme globulari, un po' allungate, a due teste, sono forme molto diverse. La cosa che ci aiuta nello studiare queste proteine, nello studiare le forme, è il conoscere l'identità di tutti i singoli atomi che compongono ogni aminoacido e quindi tutti gli atomi che compongono una proteina. Questa è un'informazione che ci viene da diversi gruppi di studio dispersi un po' in tutto il mondo. Ci sono decine di laboratori che sono dedicati alla comprensione, allo studio della conformazione delle proteine. Sono studi che vengono in qualche modo registrati tramite delle tecniche piuttosto complesse e che vengono messi a disposizione della comunità scientifica, o anzi a disposizione di chiunque, se qualcun altro sa che cosa farsene, in forma di coordinate atomiche, cioè di una proteina che può essere composta anche di migliaia di atomi. Ci sono delle banche dati che elencano ogni atomo dove si trova con le coordinate x, y, z. Questo, insieme alla conoscenza della genetica, cioè della sequenza, la conoscenza della chimica, cioè della composizione degli aminoacidi, e della biologia strutturale, quindi la posizione di ogni atomo, ci permette di ricostruire la proteina nell'insieme. Abbiamo detto prima però che le proteine sono quelle che compiono un lavoro e in effetti lo compiono muovendosi, cioè cambiando la loro conformazione interna, cambiando la posizione dei singoli atomi che ogni proteina ha al suo interno. Vabbè, vediamo il movimento delle proteine avviene secondo delle regole molto semplici, e cioè che sono derivate dalla chimica e dalla fisica, cioè lo spostamento dei singoli atomi può avvenire solo per rotazione dei legami degli assi di legame degli atomi che lo precedono. In pratica significa che è come se avessimo degli snodi in sequenza e questo è l'unico modo in cui le proteine si possono muovere. Che cosa significa questo? Che se noi abbiamo informazione su due stati di una proteina, cioè sappiamo che in un momento si trova in una conformazione e in un altro si trova nell'altra conformazione, ci basta calcolare, come se fosse semplice, calcolare quali possibili rotazioni di tutti i legami
possono condurre da una conformazione all'altra per poter vedere questa proteina in movimento. Ci sono molti modi per farlo, uno di questi l'abbiamo messo a punto noi e abbiamo ottenuto un movimento di questo tipo. Eccolo. Come vedete, questo è un movimento abbastanza lento in cui si vede che la proteina nell'insieme cambia conformazione, ma quello che veramente cambia è la posizione dei singoli atomi. Ora, vedere questo movimento in questo modo ci può sì dare un po' di informazione sul tipo di movimento e di attività che la proteina compie, però non è particolarmente informativo e infatti noi quello che vogliamo capire è come la proteina si relaziona con le altre proteine, cioè una volta che quando questa proteina si muove, che significato ha nell'ambito biologico, cioè quali sono le relazioni che la proteina intrattiene con gli altri componenti della cellula, che vanno dal solvente, cioè l'acqua. Come sapete, la vita è necessariamente acquatica, tutte le nostre cellule sono piene d'acqua, però possono essere anche altre proteine, possono essere ioni, cioè singoli atomi carichi, possono essere altri tipi di molecola, dagli zuccheri, lipidi, gli acidi nucleici che dicevamo prima, eccetera. Se queste sono i partner, diciamo, delle proteine nella loro vita quotidiana, una cosa che è anche molto importante sapere e capire è quali sono le forze che determinano il movimento e le attività delle proteine. E queste sono forze che si esercitano a scala piccolissima, ovviamente la scala delle proteine. Consideriamo che questi sono oggetti che sono assolutamente invisibili, anche con il più potente dei microscopi. Le tecniche che ci permettono di comprendere la forma e la composizione delle proteine e delle altre macromolecole sono tecniche che non sono microscopiche, sono tecniche chimiche e fisiche che ci danno informazione atomo per atomo. Da quella noi poi riusciamo a ricavare un'informazione tridimensionale e quindi a costruire un modello della proteina. Senza entrare nei dettagli dei potenziali lipofilico e elettrostatico, questo è lo strumento che noi abbiamo costruito. Ovviamente anche qui non entro nel dettaglio perché si tratta di uno strumento abbastanza complesso, però una cosa vi voglio dire, che si tratta di una aggiunta a quello che è un pacchetto, un programma di animazione 3D sviluppato e utilizzato nell'industria dell'intrattenimento, nel cinema, negli effetti speciali, nei videogiochi. Noi quello che abbiamo fatto è stato utilizzare questo strumento e soprattutto utilizzare gli algoritmi compresi in questo strumento, che sono dei motori di calcolo anche molto potenti, per far calcolare i parametri fisici e chimici relativi agli atomi che compongono le proteine. Quindi abbiamo utilizzato gli effetti speciali e il motore dei videogiochi semplicemente per far muovere gli atomi. Ovviamente abbiamo visto prima gli atomi e non ci era piaciuto molto, non ci sembrava particolarmente informativa l'immagine che ne abbiamo ottenuto. Quindi la prima cosa che abbiamo ritenuto di fare è stata quella di calcolare la superficie degli oggetti, in questo caso della proteina. La superficie definisce un volume interno e un volume esterno. I sistemi di calcolo sono già abbastanza standardizzati, noi semplicemente l'abbiamo introdotto nel nostro programma, però volevamo fare di più, perché
quello che a noi interessava era capire anche, cioè era rendere visibili le forze in gioco, quindi il potenziale lipofilico e il potenziale elettrostatico, noi li volevamo vedere. Per vederli, quello che abbiamo dovuto fare è stato escogitare un metodo che riuscisse a riportare sulla superficie le caratteristiche interessanti. A questo punto io non entro in queste cose qua, però un minimo di spiegazione su che cos'è il potenziale lipofilico lo devo dare, perché sennò non si capisce nulla. Il potenziale lipofilico è la caratteristica, la tendenza che può avere una superficie a reagire con altre superfici a sé simili. Si contrappone, diciamo, una superficie si può dire lipofilica o idrofilica a seconda se ha più tendenza ad associarsi con altre superfici lipofiliche oppure con l'acqua. Ci sono modi molto complessi per calcolare questa cosa e l'importanza di quello che noi abbiamo fatto lo vediamo in questa immagine in cui la proteina che abbiamo visto prima ad atomi e che poi abbiamo visto come superficie, qui la vediamo rivestita con una serie di caratteri che vanno dalle aree più chiare, lucide e lisce, che sono quelle più lipofiliche, e altre aree che invece sono rappresentate come superficie più scura, rugosa e opaca, che sono quelle idrofiliche. Noi questa cosa la possiamo fare per molte proteine, lasciamo perdere il modo in cui andiamo a calcolare il potenziale elettrico, però anche il potenziale elettrico lo vogliamo vedere. Allora vediamo in questa immagine per esempio che il potenziale elettrico che noi abbiamo deciso di rappresentare come particelle o come piccole comete che vedete che scorrono lungo le linee di campo riescono in qualche modo a farci vedere l'affinità, la relazione che due oggetti, due proteine in questo caso, nello spazio possono intrattenere fra di loro. Si vede che in questo caso si crea un ponte fra le due molecole perché in un caso c'è un polo positivo, nell'altro c'è un polo negativo e quindi le due proteine si attraggono in questa zona. Quando poi sono abbastanza vicini potrà entrare in gioco il potenziale lipofilico. Il tutto è interessante e anche utile dal punto di vista scientifico, ora non vado particolarmente nei dettagli, però noi quello che ci piace è anche riuscire a capire come tutto questo avviene all'interno delle cellule. Quindi quello che abbiamo voluto fare è stato creare un ambiente cellulare e pensare di esplorarlo come se fosse un piccolo pianeta. Se noi immaginiamo che una cellula possiamo moltiplicare di volume per 10 milioni di volte, questa diventa grande come un pianetino e noi possiamo immaginare di prendere una telecamera ed andare ad esplorare. Questa è una cosa che noi abbiamo fatto utilizzando sempre il nostro sistema BioBlender e l'abbiamo fatto per diverse occasioni. Alcune, anzi la maggior parte dedicate a dei temi specifici, però ce n'è una, che è quello che vi farò vedere adesso, che è invece dedicata che l'abbiamo fatta semplicemente per vedere che cosa c'è. Quindi come un vero viaggio di esplorazione all'interno della cellula. Se è possibile abbassare un po' la luce, forse si gode meglio. Allora, ops, scusate, non va? Eccola. Qui ora vi faccio un po' da guida, anche se in realtà a noi piace vedere questo. Chiede se si possono spegnere anche le luci al palco. Grazie. Qui ci stiamo avvicinando a una cellula. Quella che vediamo qui è una cellula bianca, la vediamo immersa tra le cellule rosse.
E il titolo a questo video che noi abbiamo fatto è Protein Expressions, proprio per dare un'idea che semplicemente vogliamo vedere le proteine e quello che loro fanno. Sempre immaginando di essere su una nostra astronave cellulare che viaggia fra una cellula e l'altra, è come se qui fossimo in un volo di esplorazione a bassa quota sopra la superficie della cellula e si cominciano a vedere delle proteine. Si vedono questi oggetti che volano, che sono proteine del plasma, e si vede che sulla superficie ci sono delle aree, sulla superficie della cellula, che peraltro è attiva, è viva, non è fissa. Ci sono delle aree in cui c'è una forte attività. Ci appoggiamo ora direttamente sulla superficie della cellula e cominciamo a vedere che già sulla superficie ci sono proteine di diversi tipi, di diverse forme, attive, fanno molte cose diverse. Per esempio, ecco, questo che passa davanti è un canale, lo vediamo mentre rilascia degli ioni, in questo caso di potassio, e entrando dentro il canale del potassio noi andiamo all'interno della cellula. Qui siamo all'interno, vediamo una proteina, ora è la stessa proteina di cui parlavamo prima, si chiama calmodulina perché modula il segnale del calcio. Il calcio è un mediatore di segnale molto importante nei processi cellulari. Ora invece ci siamo allontanati dalla superficie e stiamo vedendo un fascio di microtubuli. Nella cellula ci sono decine di strutture, tutte diverse, tutte anche molto complesse. Vediamo, ci sono molte proteine. In realtà nella cellula ce ne sono molte di più. Qui ne abbiamo rappresentate circa 1/10 di quella che è l'abbondanza reale, perché se le avessimo messe tutte non avremmo visto nulla. Quindi abbiamo semplicemente ridotto di 1/10 le proteine, adesso abbiamo fatto un ipersalto di addirittura alcuni decine di micron e siamo arrivati alla superficie della cellula, però questa volta dall'interno. Di nuovo anche dall'interno si vede che ci sono tutte le proteine che sono incastrate sulla membrana e adiacente alla membrana c'è questo fascio di altre proteine che sono delle proteine simili a quelli che ci sono nel muscolo, di actina e miosina. Abbiamo visto questa specie di pioggia, quelli erano ioni di calcio che infatti quando vengono raccolti dalla calmodulina, la calmodulina ne acchiappa 4 di questi ioni e cambia conformazione. Ora, tutti i calcoli sui cambiamenti di conformazione sono ovviamente verificati, eccetera, eccetera, non è che ora posso entrare particolarmente nei dettagli dei calcoli. In ogni caso, la calmodulina, una volta che ha raccolto la presenza di calcio, può andare ad interagire con altre proteine, in questo caso proteine del fascio di actina e miosina che sta a ridosso della superficie cellulare, che in questo momento viene attivata, appunto, cioè il calcio, un segnale che è prettamente chimico, diventa biologico tramite la calmodulina e diventa addirittura macroscopico quando il segnale induce la cellula a costringere l'anello radiale e quindi a dare il via alla divisione cellulare. Ora, possiamo forse riaccendere un po' di luce. La musica non l'avete sentita ovviamente perché sennò io non avrei potuto parlare sopra. Per concludere, perché penso che ho parlato anzi forse più del tempo che mi era destinato, abbiamo visto come questo sforzo di visualizzazione sia nato da un'esigenza di visualizzazione sentita proprio per il fatto che gli oggetti con cui si lavorava erano di una complessità tale che senza un aiuto visivo diventava troppo difficile riuscire ad immaginarlo. Una visualizzazione che è stata particolarmente laboriosa perché per poterla fare abbiamo dovuto crearci gli strumenti per riuscire a produrre queste visualizzazioni. Ovviamente l'informazione, la base di dati di informazioni sono le informazioni condivise dalla comunità scientifica. Insieme agli strumenti abbiamo anche dovuto
abbiamo voluto creare un codice visivo, cioè un modo per rappresentare dei principi, delle forze che non sono naturali nella nostra vita quotidiana, cioè nessuno di noi ha mai visto un potenziale lipofilico e tantomeno un potenziale elettrostatico, cioè al di là dei lampi nel cielo è difficile vedere delle correnti. In questo non abbiamo visto in realtà come in sistemi semplici, quindi in sistemi che comprendono una o massimo 2 proteine, questo sforzo possa portare a nuove rivelazioni, a vedere delle cose con occhi diversi, quindi a comprendere diversamente i fenomeni di cui già crediamo di conoscere quasi tutto. Poi però ci siamo anche un po' lasciati prendere la mano perché le cose erano talmente belle che abbiamo deciso di fare dei video che sono diventati sempre più complessi. Ovviamente nella creazione dei video, per quanto la componente scientifica sia prevalente, sicuramente ci sono molti aspetti che non possono essere dettati dalla scienza, nel senso che obiettivamente non è possibile prendere una telecamera, per quanto microscopica o nanoscopica, entrare nella cellula e fare dei filmati. Quindi dal movimento della camera, la composizione del paesaggio, la posizione delle luci e altri aspetti sono sicuramente arbitrari. In questo caso si può considerare una componente artistica che noi abbiamo scelto anzi di introdurre nei nostri video. Però nella costruzione dei video, quando si deve creare un ambiente cellulare, ci sono domande che ci si pongono e che altrimenti non ci saremmo posti. Per esempio, quando abbiamo visto i fasci dei microtubuli ci siamo chiesti: ma questi sono paralleli o sono semplicemente vicini uno all'altro, sono agganciati, come fanno a stare vicini? Sono domande che ci si pone nel momento in cui bisogna rappresentarli, bisogna piazzarli nello spazio 3D. Io chiudo qui, questa è solo un'immagine del muscolo, quindi di actina e miosina che abbiamo nominato prima, però queste sono strutturate in modo molto più preciso e più dettagliato. L'ultima cosa che devo fare assolutamente è quella di citare i collaboratori. Io ovviamente da sola, come capite, queste sono lavori che richiedono competenze che vanno dall'informatica alla matematica, alla fisica, alla chimica, alla biofisica, e ovviamente la capacità grafica, quindi la tecnica grafica. Fortunatamente abbiamo persone molto competenti sia nel nostro gruppo che fra i nostri collaboratori, e ovviamente dobbiamo anche ringraziare il supporto dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR che ci sostiene, e anche della Scuola Normale della Regione Toscana che ci hanno sostenuto in passato. Ultima cosa, le nostre visualizzazioni, sia questa che altre che ovviamente non ho potuto far vedere, sono tutte disponibili in modo gratuito sul nostro sito che vedete nominato qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola. Molto interessante, e se mi permette voglio sottolineare che, a differenza di certe cose che si vedono in televisione, che sono invece frutto di immaginazione, ma non legata a un'idea che uno può avere delle cose, ma non fondate invece sui dati, questo invece è il rovescio, cioè si parte dai dati, si costruiscono le immagini e poi le immagini vengono animate, e l'unica cosa che c'è di diciamo artistico è soltanto le luci, i movimenti, eccetera. Ma la cosa che è anche importante, mi pare di dover sottolineare, è che l'ultima cosa che ha detto mi è piaciuta molto, che cioè facendo le cose ci si rende conto dei problemi, cioè si rende conto ma come sono veramente. E poi invece la stessa tecnica riesce a risolvere questo, perché attraverso l'analisi delle forze
si capisce come devono essere, insomma. Quindi non è soltanto un divertimento, ecco, questo voglio spiegare soltanto ai ragazzi e ai giovani. Questo è un potente mezzo anche di indagine, nuovissimo, interessante e che avrà sicuramente sviluppi molto importanti. Ringrazio, poi ritorneremo nella fase di discussione e adesso passiamo invece al professor Barlati, il quale ci darà una bella sorpresa, nel senso che le immagini, quelle derivate dai dati, poi possono essere trasformate anche in cose che hanno un elevato invece valore, oltre che semantico, anche valore estetico. Grazie. Bene, grazie innanzitutto. Vedete qua il titolo Immagini nascoste nel genoma e poi c'è fra parentesi musiche perché alla fine vi farò vedere anche le musiche del genoma. Prima è necessario fare un'introduzione naturalmente e dire cos'è il genoma molto brevemente, molto rapidamente. Il genoma è costituito ovviamente dalla molecola del DNA, qui vedete un esempio di una molecola del DNA a doppio filamento. Le 4 informazioni importanti che ci sono quelle di 4 basi che adesso noi da un punto di vista chimico non analizziamo, ma diremo semplicemente che sono le lettere A, T, C e G che in qualche modo sono presenti in questa sequenza di DNA e che è quella che determina quello che è una cellula e quello che deve fare. È come un alfabeto formato semplicemente da 4 lettere ed è questa sequenza di lettere che ci dà l'informazione di quello che siamo. Dove sono nascoste queste molecole di DNA? Sono nascoste nei cromosomi che sono presenti in tutte le nostre cellule. Qui vedete nella parte superiore i cromosomi di una cellula femminile, vedete poi sotto la ricostruzione di questi cromosomi per costituire quello che è noto come cariotipo. Il cariotipo è dato dai 46 cromosomi, in questo caso che vedete di una femmina, e vedete che ci sono coppie di cromosomi, la coppia di cromosomi 1, 2, 3, eccetera, eccetera, 22 coppie di cromosomi più, questi vengono chiamati autosomi, più una coppia di cromosomi, in questo caso essendo l'individuo femminile XX, se fosse un individuo maschile, questa coppia di cromosomi sarebbe un cromosoma X e un cromosoma più piccolo che si chiama Y. Quindi l'insieme dà origine a questo sistema di 46 coppie di cromosomi dove però ciascuna coppia, tenetelo presente, una ereditata per ciascuna coppia di cromosomi dal padre e una ereditata dalla madre. Nel 2003, quindi andiamo ai giorni attuali, nel 2003 è stato raggiunto il completamento del sequenziamento del genoma umano e qui vedete una rappresentazione dei 24 cromosomi, perché abbiamo i 22 cromosomi che abbiamo detto, più il cromosoma X e il cromosoma Y, quindi nell'insieme abbiamo 24 cromosomi e qui vedete che il sequenziamento è stato completato, cioè delle molecole di DNA presenti in ciascuno di questi cromosomi. Vedete che ci sono delle zone grigie, le zone più difficili da sequenziare che non sono ancora state caratterizzate. E nel 2007, dal 2003 al 2007, abbiamo fatto un salto importante e vedete che è stato pubblicato il primo genoma di un singolo individuo, che è questo signor Craig Venter, che è importante perché è uno di quelli che aveva partecipato al sequenziamento del 2003 con la ditta che aveva fondato, che era la Celera, la ditta privata. Il sequenziamento è stato fatto nel 2003 sia a livello privato che a livello pubblico. E vedete che con un costo di 75 circa milioni di euro e in un tempo di 4 anni Craig Venter è riuscito a fare sequenziare il suo genoma completo, perché quei genomi che avevamo visto prima nei cromosomi erano stati fatti prendendo tanti pezzi da individui diversi. Vedete, oggi nel 2013 è possibile avere il sequenziamento del genoma personale in pochi giorni, con un costo ipotetico di 5 o 6 mila euro. Si prevede che nel 2014, anche se non è ancora, con $1 miliardo si riesca ad avere il sequenziamento del genoma completo. Per quello che questo vuol dire, che cosa compete, non entriamo nel dettaglio. Ma vediamo un momentino dall'informazione di questo sequenziamento cosa abbiamo visto, cosa abbiamo trovato. Innanzitutto, questi 24 cromosomi
hanno qualche cosa come 3 miliardi, do dei numeri che si approssimati, non quelli esatti, hanno 3 miliardi di lettere, 3 miliardi di questi nucleotidi che sono distribuiti nei 24 cromosomi. Vedete qui di fianco a destra c'è una colonna con i 4 cromosomi, con i 24 cromosomi e il numero di basi da 245 milioni sequenze di nucleotidi ATCG che sono presenti nel cromosoma 1 fino ai 46 milioni, 47 milioni di nucleotidi del cromosoma 21. E quindi ogni cromosoma è stato caratterizzato per quelle che sono le sequenze presenti in quel determinato cromosoma. Da un punto di vista generale, che cosa si va a vedere? Una cosa importante che si ricollega anche a quello che ha detto prima la dottoressa Doppé. Qui abbiamo l'informazione genetica. L'informazione genetica codifica, come avete sentito, le proteine. Ma di questi 3 miliardi di copie nucleotidi, quelli che servono per costruire le proteine sono una piccolissima parte, l'1%. Ci sono poi degli altri geni che sono non codificanti proteine ma codificanti altre molecole importanti, le molecole di RNA, ma non entro nel dettaglio, ma che hanno delle funzioni specifiche, ma nell'insieme le funzioni che vengono espresse come funzioni codificanti che svolgono il lavoro, una parte del lavoro di cui avete sentito parlare, rappresentano il 2% di questi 3 miliardi di copie nucleotidi. Quindi ci sono 2 miliardi e 900 sequenze di DNA che, tra virgolette, non servono a niente o servono a qualche cosa. Se ci sono, servono, e solamente che siamo ancora troppo ignoranti per sapere a che cosa servono. Vi faccio solamente alcune considerazioni su queste sequenze di DNA non codificante, quindi la parte più grossa. Il DNA non codificante è il più variabile rispetto, in tutti i vertebrati, rispetto alla parte codificante, quella che codifica per esempio per le proteine. Per esempio, se voi andate a vedere una differenza fra il DNA dell'uomo e il DNA del pesce palla, vedete che a livello di geni sono molto simili, mentre invece a livello di sequenze non codificanti sono molto diverse, quindi verosimilmente l'uomo differisce dal pesce palla per colpa in gran parte della parte non codificante. Poi vi sono delle sequenze non codificanti che sono mantenute e conservate in diverse specie di vertebrati e spesso non hanno una funzione specifica associata, ma se sono mantenute in tutti i vertebrati vuol dire che servono a qualche cosa, fanno qualcosa di comune. Infatti tutti abbiamo delle funzioni che sono comuni a quelle degli organismi da cui magari siamo distanti da un punto di vista evolutivo. Altra informazione importante è che il DNA non codificante è meno sensibile alle mutazioni, perché le mutazioni che noi generalmente conosciamo, alterazioni nella sequenza del DNA che portano delle mutazioni nei geni, nelle parti codificanti e quindi nelle proteine e non fanno funzionare qualche cosa a livello della cellula, le parti codificanti sono molto sensibili, mentre il resto del genoma è molto più resistente a queste alterazioni. È possibile che questa parte di DNA non codificante sia molto importante per la programmazione che sia associata in particolare allo sviluppo cellulare e a tutti i processi di diventamento, dal momento della fecondazione fino allo sviluppo di un organismo completo. Comunque si sa ancora troppo poco del DNA codificante, però sarà, come è tuttora in questi ultimi anni, uno degli argomenti di studio più interessanti e più stimolanti, a mio parere. Bisognerà, e questo studio proseguirà ancora per molti anni, e probabilmente ci sarà bisogno di idee nuove, perché magari non abbiamo ancora gli strumenti per studiare in maniera abbastanza approfondita e accurata quello che ancora non conosciamo in particolare. Questi 3 miliardi di sequenze di nucleotidi, se li vogliamo scrivere tutti, vedete qui avete sopra la catena di DNA, poi la sequenza di DNA che è esemplificata da una sequenza di ATGG, eccetera, eccetera. Questi 3 miliardi di nucleotidi, se li vogliamo scrivere, abbiamo bisogno di 200 volumi, ciascuno di 1000 pagine.
per avere tutta questa informazione. Si usano i computer, quindi questo non viene fatto, però diciamo questa è l'informazione. E noi abbiamo, quando è stata pubblicata la sequenza del genoma, pensato, ma c'è in qualche modo per compattare la visualizzazione di questo genoma, avere meno pagine? E allora abbiamo pensato a una cosa abbastanza semplice. Al computer abbiamo fatto sviluppare un software che aveva questa funzione. In una schermata di computer ci sono 1 milione di pixel, dipende dalla scherma, 1 milione di pixel, 3 milioni di pixel, quello che volete, si sostituisce ad ogni ATCG un colore specifico e in qualche modo ogni pixel del teleschermo diventa, con questo software, una sequenza presente nel DNA e quindi alla fine in una schermata di computer ci possono stare anche 1 milione di sequenze di nucleotidi. Infatti, se noi vediamo qui un esempio, se scriviamo la sequenza come lettere, qui vedete che questo è un pezzo del cromosoma X, da quel punto a quel punto, ma non ha importanza, ci sono 9.000 lettere, credo che non capiate assolutamente niente, non credo che sia assolutamente interessante, serve solo a farvelo vedere, ma se trasformate con quel software che vi ho detto e che abbiamo sviluppato, quello che trasforma queste sequenze di nucleotidi, di basi ATCG in pixel di immagine, ecco che vedete che compare su una schermata una sequenza di quasi 1 milione di nucleotidi, di ATCG, e cominciate a vedere qualche cosa di diverso. Senza entrare nel dettaglio, in questo caso, in questo esempio, vedete la A corrisponde al verde, la T corrisponde al rosso, la C corrisponde al blu e la G corrisponde al nero. E vedete già una cosa immediatamente, vedete che ci sono delle strisciate rosse, vuol dire che sono sequenze ricche in T, delle strisciate verdi, vuol dire che sono ricche in A, delle strisciate blu, e poi ci sono anche delle altre strutture che hanno delle strutture a pallini, a 8, e vedete una grossa strisciata blu, e poi vedete una specie di mare verde-rosso in fondo. Quindi vedete e avete delle informazioni che non riuscite a visualizzare e a concretizzare, e potete porvi delle domande. Ma queste sequenze, queste strutture particolari del DNA, molte delle quali sono DNA non codificanti, a cosa servono? Hanno una funzione? Qui vi faccio vedere un altro pezzo di un altro cromosoma, del cromosoma Y, tanto per par condicio maschio-femmina, è sempre buono. Qui in questo caso vi ho anche illustrato sopra lo spazio che corrisponde allo spazio occupato da un gene. In questo tratto di DNA, che è di 800.000 nucleotidi, basi, avete quel singolo gene che da solo è 40.000 basi. Tutto il resto del DNA che vedete è un DNA che non codifica per proteine e non codifica neanche per molecole di RNA. A cosa serve? Vedete una caratteristica, che ci sono delle sequenze strisciate verdi, rosse, non molto diverse da quelle dove c'è il gene, che sono, fra virgolette, sequenze uniche, e avete anche invece delle sequenze che danno delle strutture particolari, azzurre, rosse e verdi, ad ondate, e quindi sono sequenze ripetute. Circa il 50% delle sequenze non codificanti è a struttura ripetuta e l'altro 50% a sequenza unica. A cosa serve? A cosa servono? Potete adesso vedere, quindi passo adesso dalla parte di introduzione, che è quella diciamo teorica, alla parte diciamo fra virgolette artistica, perché vedendo queste sequenze mi è venuto in mente di cercare di vedere se c'era una bellezza nascosta in queste immagini. Il software sviluppato permette di fare varie cose, permette di trasformare ATCG, non solo vederlo con un singolo pixel, ma vederlo con 2, con 3, farlo più grosso in qualche modo, quindi avere meno basi, ma vederne in maniera più chiara. Permette di avere una finestra che si può aprire e chiudere, cioè possiamo mettere in una singola riga 10 nucleotidi, 100, 1000, 10.000, possiamo scegliere, variando l'ampiezza. E quindi che cosa succede? Succede che operando sulla sequenza del DNA si vanno ad ottenere delle immagini dove possiamo vedere delle immagini che hanno un potenziale valore, fra virgolette, artistico, perché il genoma e la sequenza del genoma è quella che è fissa.
Però dalla sequenza del genoma, che è quella che fissa, prendendone un pezzo che è sempre quello, si cerca di trasformare con questo software in un'immagine, fra virgolette, che può avere anche un aspetto estetico. E qui vi faccio vedere alcuni degli esempi per vedere se questo estetico può interessare. Vedete, questo è un pezzo, per esempio, del cromosoma 2, è un'immagine che sembra un quadro astratto, ritengo. Sono poche migliaia di nucleotidi, perché il pixel in questo caso è più grande, e quindi avete questa che è un pezzo di questo cromosoma. E uno può farsi una domanda banalissima: ma questo pezzo, che è bello da vedere, che è stato trasformato in un'immagine piacevole, a cosa serve? Lui, e quindi questo è un aspetto. Qui vedete un altro pezzo del cromosoma 2 che vi dà una cascata. Questo è un pezzo, i pixel sono più piccoli, quindi avete circa 60.000 nucleotidi, un pezzo di 60.000 sequenze di DNA, e vi dà questa specie di cascata verde-rossa di sequenze. A cosa servono? Che funzione hanno? Questo è un altro pezzo del cromosoma 3, e chiaramente qui vedete che i colori li cambia, fra virgolette, scusate il termine, l'artista, uno sceglie i colori ATCG, sono sempre i 4 colori che si scelgono a piacere, e quindi si variano e danno delle immagini, e poi uno fissa l'immagine che in qualche modo per quel pezzo di DNA ritiene che sia interessante. Questo è un altro pezzo del cromosoma 4. Qui sono 3 pezzi, ancora del cromosoma 2, del cromosoma 17, del cromosoma 19, non vi do più le posizioni perché altrimenti si perde solamente troppo tempo. E adesso vorrei farvi vedere alcune cose. Queste sono altre immagini che derivano dal cromosoma X e dal cromosoma Y, quindi il genoma è pieno di queste immagini che si possono costruire. La sequenza è quella che è, ma può essere trasformata in un'immagine che ha un valore estetico. Queste sequenze, molte di queste sequenze, sono coinvolte nella plasticità del DNA. Il DNA, che è considerato, per quello che credo sia comune contenzione, una cosa che deve essere stabile, invece è una delle cose più dinamiche che ci possono essere, e quindi ho cercato di vedere alcune immagini che potessero esprimere questa dinamicità. Ecco, vedete, queste sono 3 immagini che penso e spero che corrispondono a sequenze specifiche che si trovano nel genoma, però danno un'impressione di dinamicità, come pure queste altre immagini. E uno si può chiedere, ognuna di queste immagini che ha questo pezzo di DNA che è rappresentato in quel modo, se io solamente in una qualsiasi di queste immagini cambio il numero dei nucleotidi in una riga, cambio completamente l'immagine, quindi da ogni frammento di DNA che ha quella sequenza il numero di immagini che posso ottenere è praticamente infinito, però si fissa, e l'operatore che opera col sistema fissa l'immagine che ritiene più piacevoli e che hanno un effetto estetico, ma che hanno eventualmente anche esprimono un concetto. In questo caso il concetto che volevo esprimere: il DNA è una molecola dinamica. Quindi le immagini che avete visto e che avete ottenuto poi possono essere utilizzate, devono essere utilizzate, quindi quello che ho fatto è stato quello di trasferire queste immagini su dei vetri, sui vetri o dei pezzi di plastica trasparente, perché l'importante è che ci sia sempre l'effetto possibile della luce, e ho deciso di realizzare questi che ho definito vetri parlanti. Vetri parlanti perché hanno delle immagini specifiche, corrispondono a sequenze del DNA, oppure anche a sequenze di un testo, non ha importanza, lo vedremo dopo, e questi vetri parlanti possono essere esemplificati in questa fotografia che vi ho fatto. L'ho fatta nel mio studio, ne avevo messi alcuni sulla mia scrivania. I vetri parlanti prendono vita, come vedete, dalla luce del sole, e quindi rappresentano qualche cosa che, a mio giudizio, a mio parere, esteticamente ha un valore e una validità. Qui, ad esempio, la validità è stata riconosciuta perché nel primo concorso organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2008-2009, l'immagine e l'opera, il vetro parlante che ho mandato,
è stato classificato in prima posizione fra i quadri come pittura, tra virgolette. Quindi diciamo c'è stato un riconoscimento e questo è un pezzo del cromosoma X, come vedete. C'è stata anche una mostra, mi hanno chiesto di fare una mostra nel 2009 e questa è stata fatta addirittura nella canonica del Duomo, non è un posto, non sono posti importantissimi a Castiglione del Veneto, provincia di Mantova, ma però io ho partecipato con grande piacere. Questa è una foto della stanza piena di vetri parlanti che avevo predisposto e nell'anno dopo me l'hanno chiesta ancora, questa però è un po' diversa, nel senso che qui avete delle immagini diverse perché non abbiamo più a che fare col DNA, ma abbiamo dei testi. Siccome lo stesso software che può trasformare i 4 nucleotidi a TCG, se utilizza le lettere dell'alfabeto, può trasformare un testo, una poesia, in un'immagine. Avrete più colori, la cosa che cambia è quella. E quindi avevo a disposizione, in questo caso vedete, perché qua ho scritto una cosa presuntuosa, vedete da una parte c'è scritto il decalogo del DNA e dall'altra parte il decalogo del cervello. Ci sono, se volete, mi sono dimenticato di metterveli, ma li metto lì a disposizione. Ho preso dei dépliant che potranno essere distribuiti, che vi fanno vedere e vi spiego perché il decalogo, perché ho comprato queste vecchie porte che avevano 10 riquadri liberi. Ho detto devo scrivere il decalogo, quindi il decalogo è una conseguenza della porta e mi è piaciuto, ho avuto il piacere di chiamarlo in questo modo, e quindi sono 10 regole che determinano e definiscono qual è la funzione del DNA, e 10 regole che ho inventato, trasformate in immagini, che definiscono quelli che sono quello che ho messo come decalogo del cervello. C'è anche una cosa che non ha funzionato bene, vi dico qual è, che ho portato una proposta per Expo 2015 per costruire la cattedrale del DNA. Noi abbiamo delle stupende cattedrali gotiche con delle stupende finestre dove nella Casa della Fede queste illuminano tutte queste finestre, queste vetrate straordinarie, chi vuole seguire la fede, e avevo proposto di costruire la cattedrale del DNA dove le vetrate erano formate da sequenze delle immagini presenti nel DNA dei diversi cromosomi, dei 24 cromosomi, e questi dovevano illuminare tutto quello che era stato sviluppato a livello di conoscenza negli ultimi anni, cioè il genoma che produce ed è responsabile della produzione del cervello, e il cervello che genera conoscenza, quindi diventava la casa della conoscenza in parallelo con la casa della fede. Questa è la parte, ho finito, credo di avere un po' sforato, ma volevo solamente pochi minuti in più per dirvi come possiamo trasformare le sequenze di DNA in immagini, come avete visto. Possiamo fare la stessa cosa anche con le sequenze di DNA, con le sequenze di testi, per trasformarle in musica. Basta fare una corrispondenza fra le diverse basi e le note. In effetti la cosa è un pochino più complicata, perché se io prendo questa sequenza, questa è la sequenza di un gene, uno dei geni di cui parlava anche un recettore del glutamato che è presente sulla superficie delle cellule, questa è la sua sequenza di DNA, non vuol dire niente. Se io avessi una corrispondenza, una lettera, una nota, avrei solamente utilizzerei solo 4 note delle 7 disponibili. E invece, tenendo le coppie di nucleotidi A, AT, AC, eccetera, eccetera, e leggendole a coppie, faccio 16 combinazioni, e in questo modo posso avere per ognuna di queste 16 combinazioni la corrispondenza della nota, l'ottava che scelgo e il tempo, e qui è quella sequenza di DNA che avete visto prima, che è stata trasformata in un suono, che adesso vediamo se funziona utilizzando queste regole, e questo è un tamburo, eccolo qua. Questa è la musica
ottenuta dalla sequenza di quella molecola di DNA che codifica per il recettore del glutammato, per questa proteina. Ma questo è il gene. Antica, volevo solo precisare questo, il taiko drum è un tamburo giapponese, ma poi non è molto diverso da quelli nostri africani da cui abbiamo origine. Questa stessa informazione può essere cambiata semplicemente cambiando il numero di musiche che si possono ottenere infinito, cambiandola leggermente, rendendola più soft e cambiando lo strumento, prendendo un organo, si può ottenere una musica più soft. Sempre dalla stessa sequenza. È una specie di codice di traduzione, il numero delle melodie che posso ottenere è praticamente infinito, perché cambiando la corrispondenza con le note, l'ottava e il tempo, si ottiene quello che si vuole. Un grazie al professor Danieli e un grazie a tutti voi per aver seguito. E scusate un attimo, l'applauso non è per me, ma vorrei che l'applauso fosse per un ricordo a Frederick Sanger, che è il padre dell'era genomica, ha avuto 2 premi Nobel, uno per il sequenziamento delle proteine e uno per lo sviluppo delle tecniche per il sequenziamento del genoma, e un paio di settimane fa, il 19 novembre, ci ha lasciato, e quindi l'applauso, tutto quello di cui abbiamo parlato è possibile sia per quello che ha detto la dottoressa Doppè, che l'ho detto io, dalle proteine al genoma. Sanger è stato un nostro punto di riferimento. Grazie.